La legge speciale è nata sull'onda appunto di un disastro che non è successo soltanto a Venezia. È stato aggredito tutto il territorio, da Belluno fino proprio la città metropolitana è stata aggredita. Il cinquantenario dell'Acqua Grande del 1966, quando buona parte della città fu sommersa dalla laguna, diventa per il sindaco Luigi Brugnaro l'occasione di fare il punto sul tema della legge speciale e delle risorse statali per la tutela di Venezia, che da anni non arrivano più in città. A Venezia c'era anche una legge speciale perché Venezia è una città speciale, ha un delta di costo soltanto per pulire il centro storico di 30 milioni di euro all'anno che pagano i cittadini di tutta la città di Venezia. Allora, se è vero che questa città è un fiore all'occhiello dell'Italia, se crediamo che è un bene dell'umanità, tutti ci danno consigli, eccetera, sarebbe bene che tutti contribuissero in qualche modo, almeno rispettando la legge. E c'è una legge, è stata fatta dal Parlamento, abbiamo detto tutti che amiamo Venezia, c'è tutti che ci dicono quanto la amano, però la paghiamo noi altri. Allora bisogna rifinanziarla in qualche modo, può essere fatto in molti modi, ma qualcosa va fatto. Non ce l'ho solo col governo, puntualizza il sindaco, e non voglio partecipare al gioco dello scaricabarile. Anche in Parlamento ci sono molti veneziani che qui sul territorio promettono mari e monti ma non ci hanno ancora dato niente. Secondo me le colpe sono di tutti, qui io non sono quello che tira sul dito, sto dicendo quello che andrebbe fatto, non di chi sono le colpe, cambia poco, siamo come un pollaio certe volte, dove tutti hanno ragione, non voglio essere anche io uno di questi, però io devo dire ai cittadini, ho fatto un patto con i cittadini di dire la verità e sto dicendo la verità, di chi sia la competenza non lo so, vedessero loro, sono tutti uno più intelligente dell'altro, però credo che queste robe qua sono urgenti per i cittadini. Tra le priorità indicate da Brugnaro ci sono il trasferimento al comune delle competenze del disciolto magistrato alle acque, il completamento del Mose e i finanziamenti per il porto offshore, senza il quale, sostiene il sindaco, una volta completate le dighe mobili occorrerebbe trovare una soluzione alternativa al problema della conca di navigazione di Malamocco. Abbiamo proposte di ogni genere messe sul piatto, potrei parlarne ore intere, non parliamo dei marginamenti e delle bonifiche, noi stiamo lavorando su tutte queste robe qua. 30 anni che non si fa niente.